sorpasso a tutta velocità con linea continua sul cavalcavia di Via Lovara a Castelfranco, strada da percorrere al limite di 50 km all'ora. Su questa strada hanno perso la vita due ragazzi, Andrea e Kevin. L'ultima vittima il 25 agosto di quest'anno. Il primo aveva solo 12 anni e era a piedi. Il secondo di anni ne aveva 17 ed era in bicicletta. A ricordare le loro vite, questa bici ai piedi del cavalcavia e questo cartello con il volto del piccolo Andrea. Una strada dove corrono molto molto velocemente e dove si potrebbe fare, si dovrebbe fare, perché appunto non c'è marciapiede, non c'è pista ciclabile, ci sono mezzi pesanti. Spero che l'amministrazione appunto collabori, ci pensi, perché appunto la sicurezza è prima di tutto, prima delle piazze, delle cose belle. Questa mattina Paola Conte, mamma di Andrea e anima dell'associazione Non Correre, Accorri, era davanti al municipio di Resana per scattare delle fotografie all'installazione fortemente voluta dall'amministrazione comunale. L'immagine è quella di un incidente stradale, l'auto che travolge uno scooter. In bella vista è sul ciglio della strada. Questa scena anche deve essere accompagnata, come abbiamo visto, da messaggi, perché la scena in sé, cioè, la vediamo tutti i giorni, la vediamo anche nei video, eccetera. Deve essere accompagnata da una riflessione per dire poteva essere evitata. Cioè, le nostre scelte fanno una differenza. I ragazzi devono capire questo, che per una stupidaggine veramente possiamo rovinare la vita agli altri e la nostra. Domani alle 18 la fiaccolata per ricordare tutte le vittime della strada come Kevin e Andrea. Il fiume di luci partirà dal Palazzetto dello Sport di Castelfranco. Sono attesi sindaci, associazioni e famiglie, una forza dirompente. Lanceranno un messaggio per la sicurezza stradale, per cercare di stare attenti, di dare precedenza alla vita.